Un terzo problema che potremmo incontrare sempre nelle dinamiche di gruppo è il fatto che discutiamo, ma non riusciamo mai ad atterrare, non riusciamo mai a mettere a terra una conclusione, non riusciamo a concretizzare quello che abbiamo discusso in azioni concrete da farsi che abbiano dei tempi, degli spazi, delle modalità piuttosto definite. Quindi il fatto di essere inconcludenti alle volte ha anche un'esperienza molto frustrante per i percorsi di gruppo. Ci ritroviamo alle volte proprio così, a ridiscutere sempre della stessa cosa, è come se ogni volta che ci ritroviamo ripartissimo da capo e a un certo punto gettiamo la spugna dicendo che in fin dei conti confrontarsi così tanto non serve perché non riusciamo a cavare, come si dice, un ragno dal buco. Allora anche qui occorre chiedersi com'è che facciamo a partire dai confronti, alle volte molto ampi, che sono necessari in un percorso di discernimento per arrivare a qualche cosa di molto concreto, senza impiegarci una vita, ma appunto riservando ad ogni fase il tempo necessario, ad ogni fase del percorso, il tempo necessario proprio perché i passaggi siano tali, perché non sia un ritornare sempre al punto di partenza, ma perché siano ciascuno una premessa per un passaggio successivo e perché i passaggi ci accompagnino appunto dal guardare la realtà e le situazioni a tutto campo fino al capire che cosa possiamo mettere concretamente in campo da domani.